Previously on Combat Arms. Regà, quest'anno festeggio i miei 10 cazzo di anni su Combat Arms. Yeah! E salve, buonasera, ben ritrovati in questo nuovissimo video su Combat Arms. Oggi vi parlo della mia quarantena in casa, perché fuori ovviamente, come ben sapete, è tutto chiuso e bloccato per il via della pandemia di coronavirus. E cosa c'è di meglio da fare se non giocare a Combat Arms, ovviamente, e fare i video per voi, che me l'avete sempre chiesto, e anche per me, perché lo trovo un gioco... Comunque, che cazzo è Burzum Beast? Burzum Beast? Ma che cazzo di gente mi aggiunge? Ritornando un attimo alla premessa di Combat Arms, oggi vorrò fare un video, come dire, diverso dal solito. Non voglio arrabbiarmi oggi, voglio mantenere una certa calma filosofeggiante, una calma platonica. Vorrei affidarmi tanto allo spirito zen, un po' taoista, leggermente induista, una sorta di nazareno, porgi l'altra guancia, ma un po' più lontano perché sennò mi attacchi il cazzo di virus. Insomma, no. Lebrosi sì, ma Covid-19 no. Quindi oggi tratteremo tutti come fossero fratelli e non ci arrabbieremo. Sarà una partita molto rilassante con il tono caldo della mia voce sexy. No, scherzo, sarà col tono down della mia voce da santone bastardo. Una sorta di panzeroni di Combat Arms. Dove andare se non in una stanza chiamata No Infect Event? Io non sono infetto, quindi è un evento fatto apposta per me. E cosa c'è di meglio di Arms per mantenere la calma? C'è un piccolo rumeno che vende la droga. Non so più giocare a questo gioco. Avere la sinusite di questi tempi vuol dire essere veramente bravo. Mi ho fatto cagare in mano, scusate il cambio di tono della mia voce. Non mi vede. Sono riuscito a sbagliare colpo. Questo è perché devo riprenderci la mano, niente di serio, ovviamente, niente di cui arrabbiarsi, tranne forse di questo stronzo. Attenzione a questo, perché non riesco a non morire. E niente, muoio in 2 colpi. Mamma mia, mi sento veramente soddisfatto. Dove scappi te? Non si scappa, bananana. Madonna, ti faccio saltare per aria. Dove stai? Il cappellino infame. No, il double barrel merdoso mi sta veramente sulle palle. E più che un tizio zen sembra Winnie the Pooh. Oh, rabbia. Ecco, ho sbagliato il tasto, ho sparato 2 colpi insieme. Oh, mamma mia. Pro, e sono stato one-shottato in maniera molto brutale, sempre anche su Ita. Sono zen. Devo mantenere la mia calma. Riuscirò. Sono spaventosamente forte. Come faccio a essere così forte? Mi domando io. Come posso io? Riguardi vita, poi vita. E niente, mi hanno fottuto. Oh cavolo, ero secondo, stavo per arrivare in fondo, ma easy cosa, che fai schifo, t'ho raggiunto, sono entrato alla fine. A parlare un po' così, mi sento tipo gli indiani che tentano di sconfiggere il coronavirus bevendo l'urina di mucca. Quanto invidio quei bellissimi indiani che pensano di guarire qualsiasi cosa tramite le mucche. Come questa persona, come sta Raggio, che pensava di essere invisibile semplicemente stando fermo sulle frasche. So incredibly still that I've become invisible to the eye. I'm sure I'm invisible. Si chiama Corona 2000. La gente è veramente stronza. Lo vedo, con la mia vende. L'Olom mi ha rubato un autobus. Namaste. Voglio fare tipo quello della pubblicità di Yakult. Sperma caprino di toro venuto dalle Alpi del Giappone più pure, distillate dal culo di anziani. Mi ha attaccato un HS, tic-tac. Ma tic-tac cosa? Ma tic-tac cosa? Tic-tac-tac! Andava di modo 2 anni fa, dell'estate, quella merda di canzone, accidente a voi, il latinoamericano di merda, voi questo zen del cazzo non lo sopporto più. L'importante è fare come anche i cinesi.
che pensano di guarire le persone semplicemente con foglie masticate dai mammut. C'è di nuovo lui, Sarajo. Mi dispiace uccidere Sarajo perché sembra un bravo ragazzo, ma se non mi approfitto dei nuovi, io non sono un veterano, vero? Madonna mia, perché ho 6 HP? In teoria un 57 deve togliere molto più di quello che ho tolto a quel tizio perché l'ho preso con 4 colpi. Quanti di voi si sono rotti il cazzo di sentire le persone tipo a mezzogiorno, alle 6 del pomeriggio, anche alle 6? Non ci arrivano i miei colpi, o sbaglio? I suoi ci arrivano però. Fantastico. Mi ha attaccato. Signori, se vi arriva un proiettile in testa voi non potete rimanere vivi, è contro le leggi della fisica, della natura, della chimica, della biologia, di tutto. Quanti di voi dicevo si sono rotti i coglioni di sentire il flash mob delle persone brutte, delle famigliole felici che urlano a tutte le ore del cazzo di giorno, iniziano a cantare l'inno d'Italia, vaffanculo alle torrette del cazzo, i coso, l'inno di Mameli, iniziano a cantare le canzonacce italiane brutte, piano nel culo, ma cos'è? Non li sopporto più, che c'è? Andrà tutto bene, ma non siamo in mezzo alla peste, dai cazzo, non è che ci stanno rinchiudendo in casa, ci stanno prendendo a manganellate, non siamo schiavi, non siamo nell'antico Egitto, ci fanno costruire le piramidi a suon di frustate e mucche tirate nel groppone, insomma, non ci fanno bere urina di mucca come agli indiani, siamo in casa a non fare un cazzo, sì va bene, tutto bene, sì, va tutto bene se segui le regole, non se vai a portare il cane 42 volte fuori casa, che problema c'è se stai in casa qualche settimana fermo, ma mi ha fatto edge, non lo sopporto più, bisogna trovare Zen, perché Zen è la via di tutto. Ho sentito del rumore molto... non mi fregate, maledetti, voi e i vostri Hyde bastardi. C'è troppa calma qui. Octopussi ha fatto una brutta fine. Zio, volevo fare il pro e l'ho preso nel culo. È quello che mi merito. Perché io sono della filosofia porgi l'altra guancia. In questo caso porto ho portuto. Come si dice in italiano? Scusate, ho trattenuto un attimo il fiato perché volevo uccidere queste persone. Comunque, stavo dicendo che io porgo volentieri, a quanto pare, l'altra chiappa. Perché l'altra guancia. Perché lo prendo nel... Ecco, come infatti Tiki Taki insegna. Che il bello della diretta, Tiki Taki, fatti arrabbiare, insomma, nelle gengive. Ah, Octopussi, sei molto simpatica. Vedo una testa di... Oh mio Dio, c'è una torretta. Meno male la mia vista da lince. Questa è grazie alla barbabietola da prosciutto, che è la famosa barbabietola che cresce nell'India settentrionale e la fanno crescere tramite la coltivazione del maiale selvatico Starimensis, che nonostante il nome non è ovviamente un animale, ma è una pianta medicinale che se la mangi niente. Se la mangi niente, non sei musulmano perché il maiale non lo devi toccare. Madonna, ma sì. Dove? Ho fame. Dove sei? Becca di questo procione bastardo. Mi sono scaricato anche Call of Duty Warzone, che nonostante sia un Battle Royale, io porca puttana che schifo i Battle Royale, in realtà mi sta abbastanza divertendo. È carino, non mi dispiace. Cosa cazzo mi è su... Devo ritrovare la calma tramite il mio mantra. E il mio mantra vuol dire: Satana, ti prego, stupra i culi di tutti questi figli di puttana che mi stanno facendo incazzare. Se davvero anche oggi le persone iniziano a cantare, a fare lode a Yahweh, a mettere zucchero, a mettere questa gente poco bella in radio, o insomma mettere la musica a palla brutta, io prenderò dei provvedimenti e metterò, penso, i My Chemical Romance a tutto volume con le casse Dolby Surround dalla finestra. Tanto qui in questa strada fa effetto teatro nell'arena di Verona, proprio anfiteatro romano fa l'effetto, e lo sentono anche in Papagonia
e i papagonesi mi ringrazieranno e dire: oh, grazie a Dio, finalmente hanno smesso con Gigi Branduardi, o come cazzo si chiama, perché porca puttana non ne posso più. A un certo punto l'altro giorno si sono messi a notare: evviva Peppe! Ma evviva Peppe cosa? Evviva Peppe, che ha fatto Peppe? Fa il suo lavoro, che succede? Non è che ne ha fatto qualcosa di ganzo. Poi ci si mette anche il Papa a fare le camminate per Roma. Wow Papa, grazie Papa che hai camminato per le strade di Roma. Guarda, meno male l'hai fatto, perché guarda, se no io non saprei che cazzo fare se te non cammini per Roma a piedi scarsi, porca puttana, con la scorta, oltretutto, perché non si sa mai che, insomma, si avvicini qualcuno e tossisca in bocca al Papa, che visto, vuoi fare il Papa, vai in mezzo ai cazzo di tizi di coronavirus che sta in ospedale e prega per loro. Non è che vai a giro per le strade di Roma a piedi a fare finta di essere dispiaciuto, a pregare Gesù. Ma che fa Gesù? Non fa niente Gesù, sta lassù a farsi i cazzi suoi Gesù, mi sembra. Non è in mezzo a noi a fare le cose. Vai e fai qualcosa, non lo so io. Stringi la mano alle persone, chi mi spara? Ma il procione sta camperando anche. Ho finito di... E benvenuti amici finalmente in una nuova partita, dove ho trovato un'altra partita zen. C'è di nuovo Tiki-Taki! Che cos'è? Scusate, ma... che cazzo? Questa è un'arma uscita da Doom Eternal, ma è bellissima. Voglio usarla, perché questo è il bello della diretta. Ballotelli. Ah no, è Baduottuli. Attenzione, Baduottuli. Tipico ragazzo della Idiot Camper. Non devi darmi di camper quando non è vero. Spero che Gesù ti porti pace e amore. Questi sono dei piccoli camperoni e danno dei camperoni a me. Non sono persone molto simpatiche. Secondo me non sono nemmeno molto induiste o taoiste o zen o Zeb 89. Qualsiasi cosa, insomma, secondo me. E poi danno dei camper a me un'altra volta. Ma che birichini. Probabilmente fa parte di quegli indiani che hanno deciso di bersi urina di mucca per guarire dal virus. E aspettiamo ora il grande Bate Panzirone che parla in TV e ci dirà a lui cosa fare. Comunque mi sono già rotti cazzo di coglioni giocare a questo gioco, anche se in modalità zen. Spero che abbiate trovato la pace interiore anche voi, perché questo è l'obiettivo, trovare la pace. Meditazione. Non uscire tutti insieme e andare a razziare i cazzo di supermercati, porca puttana che non trovo niente tutte le volte che ci vado ancora, andate a razziare la merda, porca puttana, la smettete, Gesù Cristo, smettete di andare anche a giro a fare le combricole, a parlare tutti insieme, ma che cazzo fate, mannaggia Gesù Cristo, ma che problemi avete, cioè, ma Cristo del Gesù, ma non ascoltate almeno Conte, poverino, cioè Conte, non lo so io, comunque, io vi auguro buon Natale, vi auguro buona Pasqua, perché sì, anzi buon giorno di San Patrizio e noi ci vediamo nel prossimo video. Namaste. Regà, quest'anno festeggio i miei 10 cazzo di anni su Combat Arms. Yeah! Me lo dice anche il gioco. Happy anniversary, grazie per il tuo supporto. Prego. Schifo.